Eccoci qua, buongiorno, benvenuti i nostri amici. Io inizierei facendo uno scherzo come è successo lo scorso anno quando è arrivato Karaschieia e i giornalisti pronunciavano in 10 modi differenti e quindi comincerei a chiederti come si pronuncia il tuo nome e il tuo cognome? Si pronuncia Cyril Ngong. Perfetto, abbiamo risolto il primo quiz, grazie anche a Pasquale Mazzocchi, che non è mai stato di Maro come non è stato il nostro amico Ngong. Però è un napoletano, vive la vita partenopea e quindi inizierei con chiederti cosa pensano i tuoi amici, i tuoi tifosi, i tuoi conoscenti napoletani e partenopei del ritiro di Di Maro Folgaria. Qual è l'immagine che esce? No, io penso che è una bellissima località, si sta al fresco e poi per il popolo napoletano è anche un'occasione, penso, per cercare di visitare luoghi dove noi magari non siamo più abituati, quindi penso è una cosa bella. Ecco, tu non hai esperienza di ritiro anche tu con il Napoli, però in montagna a fare il ritiro ci sei stato col Verona nella zona est del Trentino, a San Martino di Pestrozza, a Fiera Primiera. La domanda è meglio allenarsi in quota al fresco o allenarsi al caldo a Castelvolturno? No, per essere onesto penso che è meglio al fresco in montagna. Qual è la tua visione della montagna? Sei andato in mountain bike, hai fatto attività o semplicemente calcio e attività fisica? Io in montagna sono andato quando ero piccolo come a scuola a fare come si dice, alla neve, però sì, a montagna per me è sempre bene. Quindi hai provato anche lo sci? Sì. Come è andata? Non benissimo, meglio calcio. Meglio calcio. Allora, voi sapete che uno dei punti importanti del ritiro è l'incontro con i tifosi e avrete un contatto più o meno come abbiamo in questo momento. I tifosi sono al di là di una transenna e firmare gli autografi e fare le foto. Qual è la vostra aspettativa? È un momento importante, penso, no? Nella carriera di un calciatore, avere la possibilità di un incontro con i tifosi un po' controllato, perché altrimenti venite travolti. No, al di là di tutto. Penso sia una cosa bella avere il contatto con i tifosi, sentire il loro valore e cercare di far contento anche magari dei bambini che durante l'anno magari non riescono a venire, non avere contatto con i giocatori. Il rapporto con i tifosi com'è? Io sono una persona molto sociale, quindi il rapporto con i tifosi qua a Napoli è stato molto bello, l'intensità che hanno per la squadra è molto bello, quindi per me sono positivo. Bene, io ringrazio i nostri due amici, Mazzocchi e Ngong, e abbiamo adesso un piccolo momento con la firma della maglietta e delle cartoline. Io vi devo portare i saluti del Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, dell'Assessore al Turismo Roberto Failoni, dell'Assessore allo Sport e Vicepresidente Giunta Provinciale Francesca Gerosa. Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, vi prega di salutarvi tutti, vi ricorda, abbiamo un po' di problemi col microfono, vi prega di ricordarvi che tutte le informazioni si possono siamo riusciti. Tutte le informazioni si trovano sul sito visittrentino.info e c'è anche una nuova app, il mio Trentino, che vi permette di avere a disposizione tutte le indicazioni riguardo al Trentino. Il direttore APT Fabio Sacco ricorda che è stato un inverno al top dal punto di vista turistico, so che qualcuno di voi è stato anche in vacanza in Val di Sole, si guarda con molto interesse alla Pasqua, c'è tantissima neve e sarà un'estate all'insegna delle attività di esperienze. Il Presidente Rizzi ricorda Osi Verde in Trentino, palestra dell'outdoor,
2 campionati del mondo, quello di mountain bike e quello di canoa, ovviamente il ritiro del Napoli di Mauro Folgarida con le proposte legate alla natura e alla gastronomia. Un saluto anche dallo staff di Maro Folgarida con il sindaco, gli assessori che sono sempre presenti e che tutti voi conoscete. Abbiamo chiuso perché abbiamo dei tempi strettissimi, facciamo gli autografi e poi faremo un brindisi al volo al prossimo ritiro. Prego. Grazie, girate secondo qua, grazie. Eccola qua. Grazie. Ottimo. 2 cartoline come abbiamo detto. Ovviamente gli sportivi non possono bere alcol, quindi alzo io il calice alla carriera, al ritiro e al belle fanciulle che rappresentano il Trentino. E facciamo di nuovo una foto assieme. Credo che una foto con un brindisi e 2 belle fanciulle valga molto di più. Adesso facciamo un brindisi in vista di Pasqua, dietro ci sono già i bicchieri, se ruotate entrate facciamo un brindisi.